Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi parleremo di storia, parleremo di storia polesana, ma anche di storia italiana, perché siamo in compagnia di Claudio Modena, studioso, storico, scrittore, che conosce molto bene la figura del celebre, Giacomo Matteotti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Claudio, benvenuto. Prima volta in radio per lei? Sì, qui di questa radio sì. Non quindi in generale, diciamo che c'è già stato in uno Sì, studio sì, radiofonico. sì. Perfetto, molto bene. Allora con lei oggi avremo il piacere e l'onore di, conoscere meglio, più da vicino, la figura di Giacomo Matteotti, anche perché c'è un'opera completamente polesana, anzi per metà polesana e per metà romana, visto che è Mh, stata realizzata a 4 mani, che ne parla in maniera approfondita, anche attraverso dei fumetti. Quindi un'opera estremamente interessante che può essere anche letta dai bambini e che può portare l'accento su alcune tematiche e alcuni argomenti che hanno reso celebre Giacomo Matteotti. Allora, se lei è d'accordo, ci prendiamo qualche minuto. Ringraziamo intanto i radioascoltatori che ci seguiranno per tutta la puntata e io, vi ricordo che nel caso in cui doveste perdervi alcuni passaggi, lo potrete poi riascoltare in replica anche la domenica dalle 8 alle 10 del mattino, oppure seguire, la puntata sui social del gruppo editoriale della Voce. Quindi qualche istante ancora, io ripasso la linea alla regia e poi insieme a Claudio Modena faremo questa bella cavalcata nella storia d'Italia. Eccoci quindi pronti ad iniziare la puntata di oggi. Siamo in compagnia di Claudio Modena, studioso, scrittore ed esperto anche, della vita di Matteotti. Claudio, allora iniziamo intanto partiamo per gradi. Chi era Giacomo Matteotti? Così rinfreschiamo anche un po' i ricordi di molti di noi. allora Giacomo Matteotti, proviene da una famiglia di emigrati del Trentino Alto Adige che si trasferiscono qui nel Polesine. Erano dei calderari che lavoravano il ferro e il rame. Una famiglia che risente molto dell'influenza austriaca, perché a quel tempo il Trentino era ancora sotto l'Austria. È una famiglia molto rigida. Lui si forma praticamente guardando suo fratello maggiore, socialista, questo fratello, e cerca di imitarlo in tutto e per tutto. Una famiglia di cui la madre avrà molti dispiaceri, perché oltre a vedere il marito che morirà presto, anche 6-7 figli moriranno, insomma praticamente rimarrà solo Giacomo Matteotti, anche lui mezzo malandato, infatti viene anche riformato dal servizio militare, ma poi dopo, quando lui inizia a fare attività politica, specialmente in consiglio provinciale, che fa quel discorso contro la guerra, viene richiamato lo stesso al militare e lo mandano pure in Sicilia. Allora il personaggio è un personaggio che Giampaolo Romanato nel suo libro, il titolo del libro di Romanato sono 2 parole: Mh. "Un italiano diverso". Ecco, ed è Emblematico. proprio in questo diverso che ci fa capire anche oggi il personaggio, un personaggio di cui aveva un altissimo senso dello Stato, delle istituzioni, una persona che si può dire una medaglia a doppia faccia. Mh. Da una parte c'era questo uomo aristocratico di stile, Mh. anche se lui ogni tanto amava dire che proveniva da una famiglia nobile, anche perché nella casa del Trentino ancora oggi è visibile uno sbiadito stemma araldico. Certo. Uno che gli piaceva vestirsi molto bene, alla moda, molto curato, tanto che all'inverno amava girare anche in pelliccia. Ah. E questo ed è un argomento molto importante che ci fa capire che in pieno fascismo, dove Mussolini sta creando l'uomo, il macho, il guerriero, Certo. l'uomo che deve andare in guerra, conquistare il mondo, un tipo come Matteotti così raffinato con la pelliccia, e questo sarà uno dei motivi di cui lui sarà preso per scherno e verrà sempre etichettato il socialista milionario.
Il personaggio non era un personaggio semplice, facile, da avere a che fare. Era una persona di una rigidità, preparatissimo. Anche i stessi compagni di partito e anche in Parlamento avevano un certo timore nei suoi confronti e anche un po' di rabbia, un po' di invidia, perché era ricco e uno non era soggetto a compromessi. Il personaggio fu il primo a capire quello che stava succedendo in Italia, cioè la dittatura. Perché? Perché, diciamo, le violenze fasciste sono nate in Polesine e lui ha subito tutte le angherie. Infatti c'è anche una cosa che assolutamente non è vera, un fatto, un episodio che durante una sua aggressione i fascisti hanno pure detto che l'avevano sodomizzato, questo non era assolutamente vero. Infatti poi Matteotti lo dirà perfettamente e in maniera molto chiara alla Camera. Ecco, questo era il clima, un uomo che ha sempre combattuto da solo, di cui è stato l'anti-Mussolini, non ha mai ceduto. Ecco, e questo credo che sia uno degli aspetti che anche oggi noi dobbiamo riflettere su questa figura, specialmente la politica, se vuole rinnovarsi, deve andare a leggere gli atti parlamentari di Nicola Badaloni e di Giacomo Matteotti. Da lì si potrà ripartire per una rinascita e per riscoprire anche la fiducia dei cittadini nella politica. Quali sono secondo lei i punti su cui il mondo politico di oggi, i rappresentanti della politica di oggi dovrebbero focalizzarsi, essere più attenti? Guardi, Matteotti, uno dei suoi cavalli di battaglia era la scuola, perché lui aveva compreso che solo studiando, solo con l'educazione, le classi popolari si potevano evolvere. Questo è uno degli aspetti. Il discorso della finanza e il discorso che bisogna creare un mondo migliore dove ognuno deve avere la dignità di sentirsi una persona e soprattutto la libertà e la democrazia, che lui proprio alla fine si rende conto quasi che lui ha una missione, no? Comprende che la sua vita ha quel ruolo, cioè forse segnata da un destino, no? Ed è un destino in solitudine. Lui, negli ultimi tempi, vede che molti compagni di partito sono tentati da passare con Mussolini e lui questo lo riesce a capire perfettamente e proprio lo dice nell'ultimo discorso che fa alla Camera il 30 maggio del 24, quando appena terminato di parlare, a un certo punto dice a un suo compagno: "Adesso preparatevi a fare la mia commemorazione", no? E da lì, proprio da quel discorso, si apre un fiume, viene rotto un argine perché Mussolini capisce che da quel momento troverà un'opposizione molto ferma. Questo è uno dei motivi che poi in maniera molto rozza dirà Mussolini ai suoi: "Ma, è possibile che nessuno mi tolga questo dai piedi", no? Infatti questa frase è una frase, un po', ambigua che insomma, che qualcuno la interpreta che lui abbia dato l'ordine di ammazzar Matteotti e questo noi non lo possiamo dire perché non abbiamo nessuna prova. Certo. E la storia si scrive sui documenti, sulle fonti e su questo aspetto noi non possiamo saperlo fino ad ora. Ci fermiamo qualche istante, dottor Modena, Mh. lasciamo la linea alla regia e poi ritorniamo parlando, o meglio, dando voce ai pensieri di Giacomo Matteotti. Ed eccoci quindi ritornati in onda. Oggi è una puntata particolare perché parliamo di chi non c'è più, di un eccellente della Polesine, senza ombra di dubbio per fama e per meriti anche che ha avuto nell'ambito negli aspetti politici d'Italia. Stiamo parlando di Giacomo Matteotti, che ci viene ben descritto da Claudio Modena, che è scrittore e studioso di questa figura, che assieme all'ingegner Luciano Zerbinati firma un volume
volume, che verrà presentato il 29 maggio all'Accademia delle Belle Arti di Roma, che si intitola Giacomo Matteotti nel centenario della morte, l'arte come ricordo e memoria. Come mai è stato scelto questo titolo, dottor Modena? No, questo titolo perché noi abbiamo voluto, coinvolgere i ragazzi, gli artisti, in i quali devono rappresentare questo ideale di questo uomo, no, noi abbiamo fatto, la riunione all'Accademia. Questa Accademia Belle Arti di Roma, l'80% sono tutti stranieri, pochi italiani, Sì. e per la prima volta hanno sentito parlare di questo personaggio Giacomo Matteotti. Hanno fatto dei quadri, realizzato un fumetto. Ecco, il fumetto nasce proprio perché il libro è dedicato ai ragazzi, perché i ragazzi devono capire, questa figura, la devono scoprire, e il fumetto c'è sembrato il mezzo quello più idoneo per fare questo lavoro. Ritornando al discorso, di Matteotti, Matteotti è stato amministratore in diversi comuni contemporaneamente, perché a quel tempo la legge lo prevedeva, e abbiamo un episodio che ci fa comprendere la rigidità del personaggio. A un certo punto una maestra, si ammala, il medico gli dà 3 giorni di malattia e Matteotti, perché a quel tempo i medici condotti dipendevano dai comuni, e sul certificato medico Matteotti gli scrive di suo pugno, mi faccia sapere dove si è verificata la visita. Ecco, questo episodio, che abbiamo ancora questo certificato, ci fa capire la rigidità, perché lui come amministratore scriveva i bilanci, aveva il segretario comunale, gli impiegati lo vedevano quasi quasi come un nemico. Ecco, tu una persona che, quando anche lui lo mandano in esilio in Sicilia, che a un certo punto lui scrive alla moglie, no, in cui racconta in questa lettera che quando lui era amministratore qui nel Polesine sembrava che nessuno, voleva fare il suo dovere, e anzi lui voleva strappare la scopa allo spazzino per spazzare lui, insomma questo è il personaggio. Personaggio che poi c'è un aspetto che lui è vissuto quasi sempre di nascosto, clandestino. Sono molto importanti il carteggio delle lettere con la moglie, perché saltano fuori da queste lettere, tutto uno stato d'animo dei 2 coniugi. E lui in Sicilia, che a un certo punto è anche forte, che si trova, con della gente che è molto diversa da noi, e lui là, a spese sue, compra i quaderni e insegna a scrivere ai soldati, analfabeti. E anzi, di nascosto manda pure alle famiglie anche dei contributi. Ecco, questo era il personaggio che aveva tantissime qualità, però non riusciva a costruire, un rapporto, con la gente, perché era quasi, perverso da un fuoco, come se avesse questa missione. E questa missione secondo me nasce già da piccolo, quando lui va a vedere tutte le case, dei martiri del Risorgimento di Fratta, tutta gente ricca, blasonata, e che muore per un ideale. Lui capisce fin da piccolo che quando si imboccano certi ideali poi si pagano anche dei prezzi. Ecco, questo era il personaggio di una grande cultura, un personaggio europeo che aveva viaggiato l'Europa, conosceva le lingue, ed era veramente l'anti-Mussolini, e sarebbe stato proprio il miglior presidente del Consiglio che noi potevamo avere in quel periodo. Lui aveva capito quello che stava succedendo, che stava iniziando la dittatura, e aveva anche cercato di fare, come si suol dire, un governo, chiamiamolo così, di unità nazionale, no,
Però questo non è stato possibile perché i comunisti non volevano i cattolici, i liberali, e molto probabilmente se questo progetto di Matteotti andava in porto, che lui sarebbe stato ministro delle finanze, forse ci saremmo anche risparmiati 20 anni di fascismo, ecco, forse. Voi in quante pagine avete riassunto, attraverso i fumetti, la vita di Matteotti? Non sono molte pagine, perché l'ultimo discorso però è fatto un lavoro fatto molto bene, molto leggibile, delle immagini anche fatte di un ragazzo che ha frequentato l'accademia, e credo che nel panorama delle pubblicazioni che sono uscite, stanno uscendo per il centenario, con questo volume possa avere, diciamo, una certa risonanza, almeno noi lo speriamo. Però, come ripeto, noi abbiamo cercato di coinvolgere i giovani, la scuola, perché Matteotti era il suo cavallo di battaglia alla scuola, e noi questo personaggio lo dobbiamo far studiare ai giovani, perché noi lo conosciamo già. Lei appunto prima diceva che sono stati gli studenti, anche stranieri, dell'Accademia delle Belle Arti di Roma a portare avanti questo progetto. In che modo lo avete presentato a loro, Matteotti? Sono stati fatti dei workshop, ci sono stati degli incontri, gli avete fatto leggere dei libri, gli avete raccontato a viva voce chi era? Noi abbiamo fatto una presentazione all'Accademia con tutti questi ragazzi, io mi ricordo erano più giapponesi, cinesi, indiani, cioè ti sembrava di essere proprio in un contesto internazionale, no? E questi ragazzi hanno ascoltato con molta attenzione, perché ovviamente non conoscevano il personaggio. Cioè, stranamente anche molti italiani, moltissimi non lo conoscono, dunque non potevamo pretendere che gli stranieri lo conoscessero, però loro si sono molto impegnati, si sono messi a studiare e hanno cercato di realizzare delle opere, diciamo particolari, che noi abbiamo messo nel libro. Poi da quest'incontro sono nate tutta una serie di considerazioni anche di quello che sta succedendo nel mondo oggi. Ed è proprio qui che la fermo un istante, perché la regia ci chiede la linea, abbiamo le parti delle informazioni, poi ritorniamo. Sì. Claudio Modena è il nostro eccellente protagonista di oggi, che ringraziamo per aver partecipato, anche perché lei non vive qui, è vero? No, io vivo a Roma. E lei è arrivato da Roma direttamente per essere presente oggi in Radio Delta Radio. Sì, io vivo a Roma dal 72, capito? E anche lì c'è un episodio legato a Matteotti, insomma, il mio arrivo a Roma Cioè? nel 72. Che siamo curiosissimi. Cioè praticamente nel 72 mi chiamano a fare il militare in Marina, che poi ho fatto l'ufficiale in Marina, e quella mattina e mi mandano al Ministero della Marina a Lungotevere. Quella mattina era mattina di maggio, dal Tevere saliva una foschia che sembrava nebbia, che mi ricordava un po' il Polesine, certo. ma perché da Portotoli io non ero mai uscito, poi attraverso questo ponte Matteotti, perché lì vicino c'è il monumento a Matteotti, e diciamo io mai avrei pensato che da quel giorno lì mi sarei laureato con una tesi di laurea su Giacomo Matteotti, con i due più grandi studiosi del secolo, Renzo De Felice e Gabriele De Rosa, poi di aver pubblicato insomma la tesi su di lui, tre libri, e oggi siamo qua, insomma, ecco. Quindi una vita a passeggio con Matteotti. Esatto, poi a un certo punto io sto facendo una guerra da 20 anni per farlo recintare il monumento, perché il monumento Quello di Roma, intende? Di Roma, un monumento che è pieno di rifiuti, però non sono ancora riuscito a coinvolgere, speriamo che quest'anno riusciamo a farlo recintare, perché è abbandonato in una situazione molto ma molto precaria. Di degrado, insomma. Qualche istante ancora e poi insomma ritorniamo a sì. parlare di questo argomento.
Ed eccoci quindi ritornati in onda, siamo a cavallo delle 2 ore che trascorreremo e che abbiamo già trascorso assieme a Claudio Modena. Dottor Modena, noi ci troviamo oggi, 9 maggio, a 20 giorni dalla giornata di presentazione all'Accademia di questo libro che appunto abbiamo detto è stato scritto a 4 mani, che vede anche il coinvolgimento di lei polesano di origine, invece dell'ingegner Zerbinati, che è polesano anche di vita. E ci troviamo a qualche giorno, più o meno forse una ventina di giorni dal 25 aprile, che è un altro momento estremamente importante nella storia. Che cosa rappresenta, secondo lei, il 25 aprile oggi per gli italiani? Io credo che dovremmo fare un passo come hanno fatto i tedeschi, di cercare di trovare una riunificazione di ideali e di chiudere questa questione. Dobbiamo farlo con molta sensibilità, con molto tatto, però se noi non riusciamo a chiudere questa pagina storica, non riusciamo ad andare avanti, perché siamo sempre bloccati lì, il fascismo, l'antifascismo. Noi oggi dobbiamo affrontare dei problemi planetari molto importanti, europei in particolar modo, e non possiamo diciamo sempre ancorarci a questi risentimenti che oggi non hanno più motivo di esistere. Dobbiamo riscrivere con molta serenità, con verità tutto quello che è successo e dobbiamo chiudere questo capitolo per scrivere un nuovo capitolo con i giovani, perché sono loro che dovranno andare avanti in una società dove sempre il precariato determina delle situazioni molto, molto dolorose, e non possiamo ancorarci più a questa questione del fascismo, dell'antifascismo. Dobbiamo cercare almeno di impegnarci per vedere se riusciamo a chiudere questa storia. Questo sarebbe una cosa molto positiva. Grazie, ed è proprio da qui che ripartiremo nella nostra seconda ora assieme. Linea alla regia. E torniamo quindi in onda, la seconda ora insieme al dottor Claudio Modena, che ci sta raccontando e ci sta portando sempre più all'interno della vita di Giacomo Matteotti, un polesano molto noto, molto conosciuto, importantissimo nel panorama della storia e della politica italiana, una figura controversa per come l'abbiamo raccontata fino adesso, integerrima, estremamente ferma sui propri ideali, poco flessibile, ma questo essere così poco flessibile lo ha portato a compiere poi dei passi che ancora oggi noi leggiamo sui libri di storia. Gli ideali quindi di fatto diventavano la loro compagnia e qualche minuto fa il dottor Modena ha detto: "Dobbiamo cercare di chiudere una pagina estremamente dolorosa per riscrivere il futuro anche grazie ai giovani". Proprio i giovani però li abbiamo visti anche negli ultimi periodi, abbastanza caldi sotto il profilo delle manifestazioni, sono coloro che continuano a parlare di fascismo e di antifascismo. Come mai secondo lei? Ma credo che sia anche una questione, che riguarda anche la stampa, che riguarda anche che per la prima volta abbiamo un governo di centrodestra al governo, questo, contribuisce a creare certe situazioni, poi alcune frasi di alcuni esponenti politici. Insomma, credo che ci sia anche molta ignoranza dal punto di vista storico. Ecco, io credo che si debba aprire un dibattito per chiarire e raccontare tutto quello che è successo, come si sono svolti i fatti. È la stessa questione che abbiamo ancora aperta col Risorgimento italiano, dove abbiamo il Sud, che la conquista del Sud deve essere riscritta, perché non è come è scritta nei libri di storia. E anche questo aspetto deve essere rivisto, soprattutto che la libertà e la democrazia non può essere barattata per nessun motivo. Cioè, ognuno, questo lo prevede la nostra Costituzione, Certo. deve esprimere il proprio pensiero.
situazioni come quelle che sono successe con il fascismo, con il nazismo, e con il comunismo, sono cose che appartengono al passato e che non dovrebbero più accadere, anche se purtroppo siamo in Europa che abbiamo una guerra, evidentemente non abbiamo capito, perché tutti pensavamo che dopo la guerra del 45 mai più ci sarebbe stata una Avremmo avuto la guerra. guerra a Oggi casa, siamo in certo. una guerra e ci troviamo oggi anche in Russia con una situazione molto, molto discutibile. Infatti il presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, nella sua prefazione al volume di cui stiamo parlando, lui ha fatto un riferimento proprio su quello che succede in Russia, paragonandolo proprio al periodo del fascismo nostro. Dunque, come vedete, la storia è molto importante per capire quello che è successo e per costruire anche il futuro. Cioè, qui dobbiamo cercare di chiudere questa questione, però, come ripeto, la libertà non può essere in nessun modo barattata, né politicamente. La questione deve essere risolta, deve essere discussa con le persone competenti, senza pregiudizi, per vedere di chiudere questa fase storica, perché altrimenti non riusciamo più a andare avanti, non ne usciamo più. Quegli scontri politici distolgono dalle questioni importanti, e dobbiamo prendere esempio dai tedeschi, che sono riusciti loro a fare i loro conti con il passato e ad andare avanti, altrimenti noi non riusciamo più a muoverci, Tedeschi, gli perché spagnoli, insomma anche diciamo che spagnoli, un po' tutti sono riusciti a mettere perché un altrimenti noi non punto. riusciamo più, noi ci andiamo ad ancorare in certe situazioni molto complicate. Ritornando al volume, diciamo che potrebbe anche essere, in un certo senso, mi permetto, senza volere minimamente banalizzare l'azione che è stata fatta, ma potrebbe anche diventare, secondo lei, un volume didattico da inserire all'interno delle scuole per insegnare un po' di più la storia. La storia non è facile da insegnare, non è neanche facile da studiare. Forse con i fumetti si potrebbe riuscire a dare alle giovanissime, in questo caso generazioni, un Guarda, aiuto in più? noi l'abbiamo fatta apposta, no, per dare un contributo ai giovani, perché il fumetto, diciamo, è molto immediato, no? Certo. Ecco, non è retorico, nel libro non c'è nessuna retorica, anche il mio saggio storico è un saggio storico molto asciutto, insomma, anzi, ho cercato anche di far luce su alcuni aspetti, per esempio le accuse, le critiche che hanno fatto anche al re, cioè, qualche storico l'ha pure accusato che era complice, insomma, perché il re aveva delle azioni della società petrolifera, no? Che sembra che nella famosa borsa che hanno sequestrato quel giorno, il 10 giugno del 24 a Matteotti, c'erano dei documenti, in questi documenti c'erano le prove della corruzione del regime del re, no? Tra parentesi, Matteotti non aveva una borsa, perché qui ognuno che muore hanno tutti la borsa. Lui aveva solo una busta di cartone della Camera dei Deputati, che secondo me lì dentro aveva gli appunti per il discorso che doveva fare in Parlamento. Cioè il re effettivamente aveva delle azioni di questa società, che poi dopo non si è fatto nulla, però a differenza di oggi erano azioni che non avevano nessuna importanza. Però un conto avere delle azioni, è un conto essere accusato di un omicidio, ecco, Certo. questo è un aspetto che, dunque, chiaramente sulla vicenda dell'assassinio, delle complicità del duce, non abbiamo documenti certi. Io penso che la pista, quella del petrolio, non sia il vero movente dell'assassinio. Io penso, questa è la mia tesi, insomma, che io sostengo, che dopo il famoso discorso del 30 maggio
Mussolini, come ho detto prima, aveva capito che con Matteotti non ci sarebbero stati accordi, dunque, e praticamente il gruppetto della Ceca che poi l'hanno sequestrato, secondo me non lo volevano ammazzare perché sarebbe stato controproducente per il duce, perché avresti creato un mito, un eroe. E secondo me lì è stato un incidente che magari forse sarà partito un colpo in maniera e l'hanno ammazzato, ma credo che era più per dare una lezione, non per ammazzarlo. Questa è la mia tesi, anche perché poi, a differenza di molti storici che sostenevano che lì poteva pure cadere il regime, non è vero niente, perché non c'è stata nessuna dimostrazione a Roma. Sì, insomma, quelli che sono andati sul Lungotevere sono rimasti lì un po' di tempo, poi la polizia li ha fatti sgomberare, non c'è stato nessun sciopero, dunque praticamente Mussolini ha avuto sì un po' di paura, ma è stata una cosa molto leggera. Momentanea, Sì, diciamo. sì, sì, sì. Ci fermiamo ancora qualche Sì, istante, linea ancora alla regia, poi ritorniamo in onda con Claudio Modena. sì. Ritorniamo quindi in onda, Claudio Modena, il protagonista della puntata di oggi, e con lui stiamo ripercorrendo la vita di Giacomo Matteotti, illustre polesano, molto famoso, ne abbiamo parlato molto. C'è anche un volume che si intitola proprio Giacomo Matteotti nel centenario della morte, l'arte come ricordo e memoria, che ci permette di conoscerlo un po' più da vicino, in maniera anche inedita, con questo libro fatto di fumetti, quindi raccontare la storia di Giacomo Matteotti anche ai più giovani. Abbiamo parlato di questo personaggio che di fatto aveva gli ideali come compagnia, ma non è proprio vero, vero, dottor Modena? C'era anche una famiglia, una moglie anche soprattutto accanto a lui. Sì, lui a un certo punto si sposò con Velia Titta, si conobbero sull'Abetone, una donna diciamo molto religiosa, cioè che aveva avuto un'educazione completamente differente di lui, tanto che per i primi tempi loro si danno del lei. Infatti in queste lettere che ha raccolto Stefano Caretti in più volumi, che sono molto interessanti, ecco, c'è una lettera in cui lei lo chiama caro dottore, ho visto subito, insomma, ho notato nel suo animo una certa sofferenza, no? Ed è per questo che ho iniziato a volerle bene. Ecco, poi loro si sposano, lei voleva il rito religioso, però era dovuto cedere, insomma, perché Matteotti non, Integerrimo com'era, ecco, non no, avrebbe accettato. anche perché Matteotti, diciamo, la sua non era, lui era anticlericale, no? Ecco, cioè, questo suo senso contro, diciamo, la Chiesa deriva perché, diciamo, il clero era sempre dalla parte, diciamo, padronale, ecco, Mh-mh. questo era il motivo per cui, ecco, la vita con Veglia è una vita molto tormentata, anzi lui vive sempre quasi di nascosto, insomma, avranno 3 figli. Mhmm, Lei poi si troverà in grandissime difficoltà quando verrà assassinato, anche perché poi ci sarà questo processo farsa, no? Dove Certo. nessuno verrà condannato, Mussolini farà trasferire il processo a Chieti, portandolo via da Roma, no? Cioè una città a camomilla dove non succede niente, e lì incontriamo un altro personaggio, l'avvocato Pasquale Galliano Magno, che sarà l'avvocato difensore di Veglia nel processo. E Veglia ha scritto alcune lettere che io ho riportato in un altro volume, e proprio recentemente, la settimana, 2 settimane fa, insomma, la dottoressa Marina Campana,
che la moglie dell'avvocato Galliano, che la moglie di Magno, cioè figlio dell'avvocato Galliano, ha consegnato alla Casa Museo Matteotti la penna stilografica di Matteotti che Veglia aveva regalato proprio all'avvocato Galliano Magno. Ecco, credo che questa figura di questa donna molto mite sia molto interessante, ed è molto interessante, diciamo, questa corrispondenza fra questi coniugi che in un certo qual modo mi ricorda molto la corrispondenza tra Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi, ecco. Cioè, viviamo in un mondo completamente diverso in cui lui gli racconta tutte le sue situazioni politiche, i problemi, le amarezze di questo uomo che praticamente si è trovato solo di fronte al fascismo, nessuno aveva capito effettivamente quello che stava succedendo, lui l'aveva capito perché l'aveva assorbito nelle sue ossa per tutte le percosse e le angherie che gli hanno fatto qui nel Polesine. Quando lui arriva nel Parlamento era già preparato, gli altri non sapevano niente di quello che stava succedendo, e qui lo vediamo subito la personalità che dopo poco tempo che è in Parlamento tutti capiscono che è un leader, che è una persona che ha una fondamenta, che ha una cultura, che ha una visione, e già dopo pochi mesi lui ha la padronanza del parlamentare che sembra che sia lì da più legislature, ed è giovanissimo, preparatissimo, ogni giorno interviene, riesce a fa le pulci ogni giorno al governo. Dunque, e questo credo che, sai, è un grande polesano, ma il Polesine ne ha avuti tanti, perché io ho incontrato tanti nella storia, personaggi importanti del Polesine, solo che noi riusciamo a dimenticarli tutti. Questo è il grosso Come problema. mai secondo lei? Cosa succede? Perché io credo che questa provincia, per certi versi, non è molto diversa dai tempi di Badaloni e di Matteotti. Credo che fino a quando le persone migliori che ci stanno nella nostra provincia, preparate, col senso dello Stato, delle istituzioni, non avranno dei ruoli importanti, resteremo sempre una provincia molto marginale, come lo siamo sempre stati. Questa è la Diciamo situazione. le manca la rappresentanza Ci manca la centrale. ecco, perché guarda, dopo la morte di Toni Bisaglia e di Rumor, il Veneto non ha più avuto un rappresentante di prestigio a Roma. Questo è il motivo. Ecco, questo, e infatti stiamo parlando anche di un personaggio, Toni Bisaglia, a proposito di morale, che per un semplice sospetto si dimise da ministro, cosa rarissima nella storia della Repubblica. Ecco, questo è un altro motivo che ci deve far riflettere. Dunque, credo che fino a quando non verrà rivalutata l'etica, la morale, il senso delle istituzioni, del dovere, credo che questo paese non andrà da nessuna parte. Credo che questo sia il motivo, e soprattutto i giovani hanno bisogno di esempi concreti e non di parole, e soprattutto hanno bisogno di un lavoro per crearsi un avvenire, non di un precariato. E spesso vedi qua vengono pure accusati che non c'hanno voglia di far niente, però io penso che se un ragazzo viene valorizzato anche economicamente, a lavorare ci va, solo che se poi dobbiamo sfruttare le persone, come succedeva al tempo di Matteotti, che anche oggi se tu lavori sei povero, perché i nuovi poveri sono i lavoratori, allora a questo punto credo che il messaggio di Matteotti debba essere subito ma preso in considerazione, perché a questo punto ci rendiamo conto che son passati tanti anni ma non è cambiato nulla, insomma. Grazie dottor Modena. Ci fermiamo ancora qualche istante, linea alla regia e dopodiché ritorniamo in onda.
E termina quindi qui la nostra interessantissima puntata a cavallo della storia, un po' politica, un po' attualità, ma soprattutto uno sguardo puntato al futuro che ci ha permesso, grazie alle parole di Claudio Modena, di scoprire la figura di Giacomo Matteotti, eccellente polesano, sotto profili diversi, sotto la propria vita, sotto la propria figura personale, sotto questa egida importanti che avevano per lui i valori che l'hanno di fatto custodito e portato avanti per tutta la vita. Dottor Modena, io la ringrazio davvero per tutto ciò che ha fatto, quindi Mh, diamo l'appuntamento al 29 di maggio, bene. quindi tra pochissimo, all'Accademia delle Belle Arti di Roma per la presentazione di questo libro che ha un'anima tutta polesana, che si intitola Giacomo Matteotti nel centenario della morte, l'arte come come ricordo e memoria. E ricordo anche a tutti quanti voi l'opportunità di continuare a scoprire qualcosa di più riascoltando la puntata di oggi in replica domenica dalle 8 alle 10 oppure sui nostri canali social, ma anche sul nostro sito. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie anche a dottor Modena, grazie alla regia e un buon pomeriggio. Ci risentiamo giovedì prossimo.